Buonasera a tutti, benvenuti al concerto di Natale del Coro Polifonico Cantores di Palermo. Stasera sono felice perché finalmente possiamo esibirci in pubblico da un lato, dall'altro ancora sono un pochino dispiaciuto perché questo maledetto virus ci perseguita, continua, stiamo attraversando un brutto periodo e lo si vede dal fatto che ancora tutti quanti indossiamo la mascherina, anche noi, e purtroppo noi abbiamo molte difficoltà. Comunque, nonostante i fermi, le pause, tutte le cose varie, siamo riusciti a organizzare questo concerto di Natale. L'ultimo che abbiamo fatto è stato 3 anni fa, nel 2018. Allora abbiamo proposto un programma più verso la polifonia antica e abbiamo trascurato un pochino i brani caratteristici del Natale. Questa sera invece eseguiremo i brani più belli del periodo natalizio, quelli più conosciuti al mondo, però non abbandoniamo completamente la musica sacra, non abbiamo musica antica, ma vi presenteremo 3 brani di musica sacra che ho composto io durante il periodo di massima allerta, nel periodo in cui non si poteva uscire. Allora ho rivisto alcuni brani che avevo composto precedentemente, ne ho aggiunto altri e li ho racchiusi in un libro che ne contiene 10 e a questi brani ho inserito i testi delle melodie, delle preghiere più belle della liturgia cattolica. Quindi a questo punto ringrazio voi che siete intervenuti, ringrazio Don Nubio e Don Babbo per averci ospitato in questa chiesa e poi ringrazio particolarmente Carmen, che adesso arriva, Carmen, e come al solito ci presenterà magistralmente la serata. E quindi lascio la parola a Carmen Calabrese. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti anche da parte mia al concerto di Natale dei Cantores. Un concerto questo che cercherà questa sera di regalarvi un po' di spensieratezza, sempre in compagnia però della buona musica. L'ultima volta che ci siamo visti è stato a giugno, quando proprio in occasione della presentazione del libro il coro si è esibito in alcuni brani del suo repertorio. Repertorio che questa sera però cambia completamente registro, perché tratteremo solo, come ha accennato il maestro, di brani natalizi. Così come anche ha detto il maestro poco fa, l'ultima volta che si è esibito il coro in questa chiesa è stato nel 2018. Sebbene comunque da lì in poi non sono mancate le occasioni durante le quali il coro ha dato prova delle sue abilità canore anche in canti natalizi. Basti pensare al 2019, quando nel presepe vivente, durante il presepe vivente, ha cantato davanti alla capanna, oppure sempre nel 2019 quando è andato ad allietare gli anziani di alcune case famiglia della Valle del Savuto, così come ha fatto anche quest'anno. Basti ricordare ad esempio la casa famiglia di Rogliano, di Figline, di Santo Stefano. Nel 2020 poi, come tutti sappiamo, come tutti ricordiamo, ahimè, a dicembre ci siamo ritrovati per la seconda volta purtroppo nel periodo di lockdown. E quindi purtroppo per noi, purtroppo per il mondo, per il nostro piccolo paese, niente manifestazioni, niente concerti, niente di tutto quanto c'è di bello per stare insieme. Arriviamo poi finalmente ad oggi, al 2021, quando appunto dopo ben 3 anni il coro ritorna ad esibirsi in un concerto di Natale nella nostra chiesa, sebbene comunque purtroppo ancora con le dovute precauzioni. Ma comunque mi viene da dire che Natale sarebbe senza questi canti natalizi.
musica del Gloria che ascolteremo è stata composta dallo stesso maestro Pierantonio il 13 marzo del 2020, in pieno stato quindi di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Leggiamo infatti le parole del maestro nel libro. Tutto il mondo stava e sta lottando contro questa improvvisa emergenza. Credo che, durante il lungo periodo di fermo, ciascuno di noi abbia cercato di trovare la propria dimensione e il proprio concetto di tempo. Rivedere i miei lavori, risentire le vecchie registrazioni, rileggere tutte le mie gelose annotazioni. Il mio modo di affrontare questo periodo fu questo. E la musica, in tutte le sue forme, mi sostenne. Comporre il Gloria in un momento difficile per l'umanità è stata la mia reazione alla pandemia e rappresenta un personale inno di speranza. Ascoltiamo quindi con il brano Gloria i Cantores. Gloria, 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 in excelsis Deo, elitera paz, omnibus cone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Passo del ciel, bimbo Gesù, l'agnello redentore, tu sei nato a parlare d'amore, sei venuto a sfondare l'errore, luce ora nei pace in fondi miei luce ora pace in fondi miei Se tu fossi nei miei occhi per un giorno, vedresti la bellezza che piena d'allegria io trovo dentro gli occhi tuoi, ignaro se magia. O realtà, sei
Un canto viene dal cielo, lento, e con la neve dona a noi un Natale pieno d'amore, un Natale di felicità. Come il Gloria e il Pater Noster che abbiamo già ascoltato, anche questo brano fa parte della raccolta di composizioni polifoniche sacre a 4 voci miste del maestro Pier Antonio Perri. Il libro, come diceva poc'anzi il maestro, racchiude 10 brani originali per coro ed è stato ultimato e pubblicato nel periodo di massima emergenza sanitaria. In questo periodo, infatti, il maestro armonizzò alcuni brani e ne compose altri, perché, come dice nel libro, speravo in cuor mio che l'indomani tutto potesse essere scandito dal sospirato ritmo della quotidianità e della mia normalità. A voi quindi, Agnus Dei. Il tuo cuore sia più buono, fa la 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 la, fa la la la, e più lume alla finestra, fa la 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 la, fa la la la. Questo è il giorno del Signore, fa la 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 la, canta l'inno del Natale, fa la la la, fa la la la, fa la la la. Abbiamo terminato qui il nostro concerto di Natale e dopo questa bella serata in pieno spirito natalizio non mi resta che presentarvi le voci che ci hanno lietato in questa oretta di spensieratezza. Mi metto di lato così. Per i soprani Valentina Altomare, Donatella Deposito, Santina Fuoco, Cristina Grano, Cora Gualtieri, Silvia Mastroianni. Per i contralti Lorella Calfa, Rosa Garofalo, Rosanna Pascuzzo.
per i tenori Fabrizio De Simone, Franco Garofalo, Marcello Garofalo. Per i bassi Massimo Fuoco e il maestro Pier Antonio Perri. E quindi da parte mia e dei Cantores un augurio per un Natale sereno, gioioso, felice a tutti voi e a tutte le vostre famiglie. Alla prossima! Grazie, sempre super accettato. Grazie mille. Grazie a te.